Buongiorno, buongiorno a tutti. Dobar dan vsem. Buon dia a tutti. Grazie per essere presenti anche a questo appuntamento domenicale del libro delle 18.03, che per noi è un appuntamento fisso, cioè quello che dedichiamo alla lezione del nostro ospite, che oggi è il professor Andrea Zannini, che ci parlerà del terremoto del Friuli. Il 6 maggio ci sarà questa triste ricorrenza dei 50 anni di un evento disastroso per la nostra regione, soprattutto per la Carnia, un evento dal quale la nostra comunità, grazie veramente a tanti, è saputa rialzarsi in maniera brillante. Grazie agli amministratori di allora, grazie alla lungimiranza, grazie all'attenzione con la quale sono state, fra virgolette, investite le tante risorse che seguirono questo evento. Ad accompagnare il professor Zannini oggi ci sarà Roberto Collini, giornalista conosciutissimo, è stato fra l'altro anche direttore della sede RAI del Friuli Venezia Giulia per tantissimi anni, e un amico nostro, ringrazio ovviamente anche lui. Questo è il quinto appuntamento di 13 incontri, di un percorso che è iniziato il 2 di aprile in un contesto che in qualche maniera ci era diventato ormai quasi sconosciuto. E il contesto era quello della stazione ferroviaria di Gorizia, la sala culturale, che è stata chiusa per diversi anni e che oggi è, fra virgolette, governata da un'associazione culturale, quell'associazione degli amici del trasporto su rotaia, che hanno voluto che quella sala continuasse ad essere la sala culturale come lo era stato dall'inizio del libro delle 18.03. Noi abbiamo accettato ovviamente l'invito di questa associazione perché per noi significava tornare a casa dove siamo nati nel 2008, esattamente ottobre nel 2008, e a ottobre saranno 19 anni di questa rassegna letteraria che 2 volte all'anno, ad aprile e a ottobre, presenta scrittori, soprattutto perché la nostra è una rassegna letteraria, ma anche altri ospiti, giornalisti, studiosi vari. Questo percorso va avanti e finirà con altri incontri, ma li potete vedere nel roll-up che ho dietro le spalle. Terminerà il 2 di maggio con un appuntamento ormai abituale nella nostra rassegna. La nostra rassegna ormai, che sarà il 6° anno, si concluderà a Sagrado, a Giardino Mille Luci, sperando che il tempo ci supporti, per la proclamazione del vincitore del premio che ricorda Roberto Visintin, giovane studioso, appassionato, prematuramente scomparso, al quale i fondatori, i genitori hanno voluto dedicare questa fondazione perché il suo ricordo fosse portato avanti. Noi cerchiamo di fare ovviamente il possibile, sappiamo di non essere sempre all'altezza perché
sempre bisognerebbe fare di più, ma insomma il 2 di maggio proclameremo un vincitore che io conosco già da ieri, che c'è stata l'ultima riunione della commissione, ma che comunicheremo in questi giorni attraverso la stampa, i social e via dicendo. Detto questo, e non vorrei rubare altro tempo, però mi corre l'obbligo prima di ricordare chi ci ospita, la famiglia Turco Codelli, che ogni anno, da tantissimi anni, in maniera veramente generosa, dà ospitalità a questa domenica mattina. Fra le altre cose, non la vedo perché lei si tiene nascosta, oggi è anche il giorno del compleanno di Carlotta, alla quale facciamo tutti quanti gli auguri. Ricordo velocemente che in questa carrellata alle 18.03 collaborano da sempre il Piccolo, ad esempio, oppure il Kulturnidom che ci ospita in alcuni eventi, Transmedia, il GECT, l'Università della Terza Età di Cormons, con la quale abbiamo iniziato a collaborare, partecipando alle lezioni e inserendola anche nel nostro programma, questa volta per la prima volta. E poi ancora la Trattoria Vecia Gorizia, UBIG, la SDAG e appunto l'Associazione degli Amici della Ferrovia. Ricordiamo al fine che il supporto è quello della fondazione di cui parlavo prima, la Fondazione Roberto Visintin, senza la quale tanti sforzi che in qualche maniera comporta l'organizzazione di tutti questi eventi, 13 eventi ad aprile, 13 a ottobre, ci sarebbe molto difficile sostenere. Io mi scuso, necessariamente ho voluto essere lungo, ma lascerei adesso la parola al vice sindaco del comune di Mossa per il saluto istituzionale. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, vi porto il saluto da parte del Sindaco di Mossa, Emanuela Russian, mio personale, di tutta l'amministrazione comunale, un saluto ai relatori, al professor Andrea Zannini, a Roberto Collini che ci onorano con la loro presenza e un ringraziamento nuovamente al Presidente Paolo Polli, all'Associazione Il Libro delle 18.03, a lui e a tutto lo staff che collabora per realizzare questa pregevole iniziativa. Non mi stanco mai di dire che quando si porta la cultura sul territorio in stagioni come questa non si può che fare una grande opera a favore della diffusione della conoscenza, della cultura, dando delle occasioni di approfondimento che magari non tutti potrebbero avere, potrebbero beneficiarne. Il tema di oggi poi è particolarmente importante per la nostra regione, per il nostro territorio, a 50 anni da un disastro che io non l'ho vissuto, però ovviamente sono figlio di tutte quelle persone che hanno avuto modo di ricostruire la regione in cui viviamo, in cui operiamo, in cui prestiamo il nostro servizio. A loro va sicuramente il ringraziamento e anche a tutti coloro che sono venuti dopo, perché l'eredità di quell'evento tragico sicuramente ha forgiato, ha formato cultura, ha formato delle personalità che hanno dato tantissimo alla nostra regione, al nostro territorio. Il tema di oggi poi, fra mito e realtà, mi incuriosisce moltissimo perché quando c'è un evento di quelle proporzioni sicuramente c'è tanta realtà e concretezza, ma ci sono anche tanti costrutti che vengono a volte così dipinti, costruiti, raccontati. Compito degli storici, soprattutto a 50 anni di distanza, è sicuramente guardare con occhio critico a quello che è successo in questo evento, così come in tanti altri eventi, e dare una lettura che sia il più concreta e coerente possibile, proprio per permetterci di imparare dal passato e costruire qualcosa di ancora migliore per il futuro. Io faccio tanti auguri a questa iniziativa, a questi eventi,
vi ringrazio per la presenza, ringrazio anch'io la famiglia Turco Codelli che ci ospita non solo in queste occasioni ma in tante iniziative culturali e di diffusione così della musica, dell'arte in questo bellissimo luogo del nostro paese, e vi auguro una buona giornata. Adesso, prima di lasciare la parola a Roberto Collini per l'introduzione di questo incontro, voglio ricordare un progetto che ci accompagna ad ogni nostro incontro. Il progetto si chiama Cerchio Rosso, che mette assieme una quarantina di aziende del territorio. Vorrei dire le eccellenze di questo territorio, soprattutto per quanto riguarda le aziende vinicole, ma non solamente questo. Ad ogni incontro noi assaggiamo uno di questi prodotti e oggi, a conclusione di tutti, avremo con noi l'azienda Venica. Inviterei solo un attimo l'ingegner Fares, che è l'ideatore di questo progetto che mette assieme tante eccellenze. Grazie ingegnere. Grazie mille, grazie a tutti. Una precisazione: l'azienda è Marta Venica, ok? Quindi con la correzione. Sarà veramente un piacere presentarvela di persona dopo, quindi adesso io vi auguro un buon proseguimento. L'amica cara produttrice la presenterò alla fine della presentazione, quindi buon ascolto e ci vediamo più tardi. Allora, buongiorno a tutti. Io credo che la mente diabolica di Paolo Polli questa volta abbia creato veramente i confini del nostro incontro e li abbia delimitati molto bene, perché a 2 chilometri, forse da qui anche meno, c'è la capanna degli alpini di Lucinico, che era poi un vecchio prefabbricato usato durante il periodo del terremoto e donato poi a Lucinico, agli alpini di Lucinico, come segno di ringraziamento per la grande solidarietà che era stata espressa allora dalla comunità lucinichese, dalla comunità del Lucinico. Altrettanto, a 1,5 chilometri forse, no? C'è qui l'assessore comunale di San Lorenzo Esontino, Flavio Pecorari, c'è un'analoga struttura. Quindi ci troviamo proprio in mezzo a 2, come dire, segmenti di solidarietà che si sono manifestati fortemente nel corso di questa vicenda. E poi siamo in mezzo al vino, siamo in mezzo ai vigneti, siamo in mezzo a questa realtà che è una delle eccellenze della regione Friuli Venezia Giulia, una regione, allora premetto, per inquadrare in qualche modo il ragionamento che verrà fatto poi in maniera compiuta e particolareggiata dal professor Zannini, traccio un po' un quadro di quella che era la situazione di allora, di 50 anni fa, quella che era il quadro della nostra regione, una regione giovane, nata nel 63, ma che nel 64 soltanto ha iniziato a muovere i suoi primi passi con la prima seduta del Consiglio regionale. E guarda caso, proprio nel 1964 nasce anche il primo consorzio dei vini del Friuli Venezia Giulia, che è il consorzio del Collio. Quindi ci sono tutte queste ricorrenze, no, Paolo, che messe assieme ci portano a inquadrare un pochino quello che è il ragionamento che facciamo, che è il frutto di un pensiero, per quanto riguarda la storia, elaborato soprattutto dai francesi all'inizio del secolo scorso, no? Da Bloch, per esempio, quel pensiero che diceva: non limitiamoci soltanto a citare date, numeri, situazioni geopolitiche, ma cerchiamo di analizzare anche quello che succede attraverso quale metro di giudizio? Quello della cultura,
quello dell'economia e quello del sociale, anche della struttura sociale. Ecco allora che arrivando a quegli anni possiamo dire che la regione era giovane, si stava appena mettendo in moto, stava vivendo un altro terremoto, passatemi il termine, questa volta sul piano politico, che era stato il terremoto dell'attuazione della sigla del Trattato di Osimo, che aveva scatenato una ribellione politica soprattutto a Trieste e che aveva, da qui da noi no, magari questo sarà un elemento di riflessione, perché da noi quelli che dovevano essere i personaggi contestati da chi promuoveva quell'iniziativa di reazione rispetto al Trattato di Osimo si trovavano già al potere, a Gorizia per esempio. Ecco perché non c'è stata nessun tipo di reazione violenta a Gorizia anche sul piano politico, e poi hanno continuato ad esserlo per altri 20 anni, 25 anni. Ma detto questo, in quel periodo la regione stava vivendo questo, stavamo uscendo dall'agricoltura che era l'attività prevalente, si stavano formando i distretti, il distretto della sedia, il distretto del mobile nella zona soprattutto Friuli-Collinare, il distretto delle ceramiche nel Pordenonese, e ancora nel Pordenonese c'era questa grande realtà che era la Zanussi, che con i suoi 30.000 dipendenti, scusate, il lapsus, era il secondo gruppo industriale più importante in Italia dopo la Fiat. Cosa c'entra tutto questo col terremoto? C'entra perché una volta che si è verificato questa catastrofe, si è dovuto mettere mano poi a dei fenomeni di ricostruzione. Io spero di non bruciare quella frase, prima, la famosa frase, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Pronunciata da chi? 6 giorni dopo il terremoto da Monsignor Alfredo Battisti, l'arcivescovo di Udine, contestato per altri motivi, perché era contrario alla Glesi Furlane, per esempio. Ma Monsignor Battisti, 6 giorni dopo il terremoto, aveva dato la linea guida per quella che sarebbe stata poi la ricostruzione. Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Attenzione, e forse Vincenzo se lo ricorderà perché eravamo al Messaggero Veneto, lui in quel periodo era Udine, ero qua, ma la prima pagina del Messaggero Veneto del giorno dopo, di 2 giorni dopo il sisma, era dateci i mattoni che noi pensiamo al resto, che era un po' demagogico anche questo ragionamento, questo pensiero che non filava, no? In qualche modo all'interno di quel processo che poi si sarebbe rivelato un processo formidabile, che è nato però soltanto, la nuova scintilla è stato il secondo terremoto, quello di settembre, perché quel terremoto di settembre poi ha provocato i 40.000 sfollati che hanno raggiunto, lo dico anche a beneficio dell'assessore Bullita, del vice sindaco Bullita, hanno raggiunto le località dell'Adriatico, cioè Grado, Lignano, Bibbione, Carle, 40.000 persone che hanno in qualche modo avuto la solidarietà dei proprietari di quegli appartamenti che hanno ceduto il loro appartamento per ospitare quelle persone in attesa che fosse avviato il processo di ricostruzione. La faccio breve, finisco subito. Processo di ricostruzione che si è basato soprattutto su un elemento, quello della sussidiarietà. Questo ha consentito, perché? Perché c'è stata intanto una sintesi da parte di tutte le forze politiche, nessuna esclusa, che si sono unite e hanno cercato di perseguire lo stesso obiettivo. Hanno ottenuto dal governo centrale una particolare attenzione, allora c'era il presidente Moro, il presidente del Consiglio, e
l'allora presidente della regione Lombardia è stato in pratica incaricato di gestire questa fase straordinaria della ricostruzione. Una ricostruzione, qui arrivo anche all'università, che ha visto poi la rinascita del Friuli, la crescita, cioè la ricostruzione è diventata un elemento che ha portato a sviluppare il Friuli e inaugurando un padiglione del porto di Monfalcone, cito soltanto questa frase, l'allora Presidente del Consiglio Andreotti disse una cosa che colpì moltissimo tutti e disse: voi friulani, intendendo tutta la regione, siete stati bravissimi a ricostruire il terremoto e quello che il terremoto aveva distrutto, ma ancora più bravi a costruire quanto il terremoto non aveva distrutto, come l'università. La parola a lei. Grazie moltissime, un'introduzione veramente bellissima, sarà difficile tenere lo stesso livello, d'altronde da Roberto Collini non è che si potesse aspettare niente di meno. Allora, io ho preparato 10 frasi e vorrei seguire questo scheletro per parlare un po' dei miti e realtà dei terremoti. Quando io e Paolo Polli, che ringrazio sempre per l'invito, abbiamo discusso sul titolo, lui mi ha detto: ma sei sicuro terremoti? Sì, mettiamo terremoti, si spiegherà perché, ma l'ha già anticipato Roberto. Allora, la prima frase è un titolo di un film, si chiama La città sarà distrutta all'alba. Era il film che andava in scena a Buia la sera del 6 maggio 1976, un film di Andrew Romero. Il titolo è la traduzione, il titolo italiano, quello originario, e in realtà la città venne distrutta in parte, altre furono proprio distrutte alle 9 di quella sera. Perché cito questo? Perché le 9 sono un'ora che hanno contato il fatto che molte famiglie fossero nelle case, finiva Carosello, no? Me lo posso permettere senza, come i miei studenti, dover spiegare che cos'è il Carosello in questo momento. L'ora conta nei terremoti. Purtroppo ci ricordiamo tutti il caso di quel paese San Giuliano in Puglia, dove morirono 30 bambini alle 11:30 della mattina perché erano tutti in classe. Questo ci deve far riflettere sul fatto che i terremoti non sono eventi naturali, anzi la storiografia tende più a considerarli eventi socioculturali, perché il loro impatto non dipende tanto da elementi naturali quanto da questioni puramente umane, la distribuzione sul territorio, il modo in cui costruiamo le case, eccetera. Questo evidentemente sgombera il campo da un elemento che viene considerato a proposito delle catastrofi, il fatalismo, che non c'entra nulla. La seconda frase è il Fasin di Bessoi, facciamo da soli, che è diventato un po' il mito dei primi mesi. È una sorta anche di elemento autocelebrativo dei friulani, che è stato variamente strumentalizzato negli anni 90 e 2000 dal friulanismo e anche da certe correnti culturali. Era un Fasin di Bessoi che però veniva pronunciato quando nell'Alto Friuli sono arrivati in quell'estate 10.000 scout da tutta Italia, 14.000 alpini in congedo, cioè non in servizio, il motto era passiamo le ferie in Friuli, oltre naturalmente al fatto che c'erano qua dislocati circa 100.000 militari nel nord-est e che
migliaia dei quali furono subito mobilitati nelle prime ore, un po' confusamente dal 7-8 maggio, un po' ordinatamente. Naturalmente militari che venivano dappertutto, ce li ricordiamo tutti, sono rimasti impressi soprattutto i meridionali, e senza questi l'emergenza avrebbe avuto un tutt'altro segno. Ricorderete che nel terremoto dell'Irpinia del 1980 ci misero settimane a tirar fuori i morti, settimane. Lì l'emergenza, nonostante fosse nominato subito Zamberletti commissario straordinario, anche lì l'emergenza non funzionò assolutamente. Poi naturalmente il Fasin di Bessoi cambia significato durante l'estate, perché a un certo momento ci si rende conto che la regione è bloccata e il processo di ricostruzione che come vedremo si intendeva che fosse molto veloce, non avanza minimamente. Il 15 settembre, il 15 e il 16 luglio, quindi a 2 mesi dal terremoto, ci sono 2 o 3 manifestazioni diverse. A Udine è convocata dai partiti, dai sindacati, a Trieste e a Udine è convocata dal popolo delle tendopoli, e questi protestano, vanno a Trieste sotto la giunta e dicono: voi non state facendo nulla. Quindi furono i friulani a rendersi conto che senza Trieste e senza Roma era impossibile fare alcunché da soli. E in effetti la ricostruzione, l'emergenza prima, con una massa di volontari incredibile, pensiamo alle roulotte che sono arrivate da tutto il mondo, pensiamo ai finanziamenti, 50 milioni di dollari del Senato americano, insomma più che un Fasin di Bessoi è stato abbiamo fatto tutto assieme. Dopo i primi giorni, quando avvengono le demolizioni, anche demolizioni un po' arbitrarie, massive, ho assistito a una bellissima baruffa un mese fa tra 2 sindaci di 50 anni fa che ancora si rinfacciavano: abbiamo tirato giù tutto, meno male che abbiamo tirato giù tutto. Dopo i primi giorni il motto era stucco e pittura e fai bella figura. Cioè cerchiamo di chiudere le crepe e cerchiamo di evitare che la situazione peggiore si prolunghi oltre l'autunno. Questo motto andava assieme al motto dalle tende alle case, cioè l'utopia che si potesse passare direttamente dalle tende, che vennero attrezzate spesso dentro i centri abitati, vicino ai centri abitati, e questa fu una scelta cruciale per non allontanare le persone dai propri luoghi, per mantenere vivi i centri storici dei paesi, anche laddove non esisteva più chiesa, campanile, non esisteva più nulla. Ecco, l'idea che si potesse passare dalle tende alle case e che bastasse un po' di stucco per fare bella figura viene naturalmente abbattuta dal terremoto, dalla scossa dell'11 settembre e soprattutto dalle 2 scosse della mattina del 15 settembre. Qui dal punto di vista della politica, perché Roberto Collini mi ha stimolato in questo, va notata un po' la cronologia. Allora, nel luglio, quindi a 2 mesi dal terremoto, Zamberletti, che era stato nominato commissario straordinario per l'emergenza, sostanzialmente ha finito il suo mandato e finisce il suo mandato, ma si dimette da sottosegretario,
perché si dimette da sottosegretario per uno dei pochi scandali del Friuli della ricostruzione, in cui viene coinvolto il suo segretario particolare e, se non sbaglio, il sindaco di Maiano. Bandera. Bandera, il sindaco di Maiano. Naturalmente sulla stampa locale non viene dato molta enfasi a questa storia, l'Unità invece pompa giornalisticamente dal suo punto di vista la questione, e Zambelletti si dimette da sottosegretario. Dopo arrivano luglio-agosto e si vede che le cose non marciano. Lui viene rinominato commissario straordinario alla ricostruzione 2 giorni prima della scossa del 15 settembre. Quindi questo non per dire che il terremoto del Friuli è stata una vicenda contrastata, ma per dire che si è stati capaci di adattarsi all'evoluzione delle condizioni. E questa è una delle caratteristiche fondamentali di una cosa che abbiamo imparato a conoscere e che si chiama resilienza. La resilienza, è cominciato a diventare di moda la parola con l'epidemia, la resilienza non è contrastare qualcosa o resistere. La resilienza è la capacità di adattare la situazione in modo da dare una risposta quanto più efficace possibile. Quindi, pur nelle contraddizioni a chiaroscuro della politica, il sistema nel suo complesso seppe dare una risposta considerevole, che viene considerata tuttora in tutto il mondo esemplare di resilienza. E qui parliamo un attimo anche della politica. Moro già dal 7 maggio propone a Comelli, presidente della regione: te la senti di farti carico dell'emergenza e della ricostruzione? Tenete presente che Comelli era moroteo e il Friuli Venezia Giulia era detta la regione più morotea d'Italia. Dopo lo rivedremo quando parleremo del compromesso sismico. E naturalmente si tratta di una offerta impegnativa sulla quale Comelli riflette. Abbiamo i racconti diretti di un paio di persone che assistettero il giorno dopo la riunione a Palazzo Chigi, e questo viene assunto come, sin dall'inizio, come un principio ordinatore della gestione politica del terremoto. Dopo vedremo concretamente in cosa consisterà. Prima le fabbriche, poi le case e le chiese. Abbiamo cercato a lungo la versione originale di questo detto. Perché un conto è dire poi le case e le chiese, un conto è dire, come è diventato noto, poi le case e poi le chiese e infine le chiese. No, in realtà la versione originale sta in un'intervista di Padre Turoldo al giorno, addirittura l'11 maggio. Giorno prima. E in realtà è frutto di una riunione di quella forma associativa che si chiamava Glesi e Furlane, e che nel 67 aveva fatto un documento di 500 e passa religiosi friulani per la chiesa friulana in friulano, e questo era emblematico. Quindi è un'idea che viene dal basso. Un friulanista direbbe dal popolo, io dico dalla popolazione. Se ne fanno interprete i preti, e arriva a Monsignor Battisti, che era persona con antenne sensibilissime, e diventa un po' lo slogan di ispirazione ecclesiastica, ma ampiamente condiviso
Pensate cosa voleva dire all'estrema sinistra, che ebbe un ruolo nel terremoto, prima le fabbriche, e suonargli una musica ben accordata, e divenne effettivamente, come si può dire, la strada sulla quale venne condotta la ricostruzione. Quindi nasce immediatamente nei momenti successivi alla prima scossa e in qualche maniera è una chiara dichiarazione di messa a disposizione della politica con le esigenze dello sviluppo economico. Quando alla fine parleremo di modello Friuli, l'ultima frase con cui voglio chiudere, che vuol dire non solo ricostruire ma sviluppare, dobbiamo renderci conto che questa è una percezione che è nata esattamente dopo il terremoto. E nell'estate vediamo ben che il motto dalle tende alle case è una panacea che non può funzionare. Non può funzionare perché le case distrutte sono 17.000. I paesi subito catalogati, un elemento politicamente, amministrativamente molto interessante, caro Roberto, sono i tempi con cui vengono fatte queste cose. Tempi velocissimi, probabilmente perché non... La segreteria, no? Sì, non ostacolati da internet, dai computer. Si tirava sul telefono, probabilmente ci si comunicava molto più velocemente così. Allora, dalle tende non è naturalmente possibile alle case, non è possibile nemmeno in pochi mesi organizzare le case prefabbricate. Qui c'è un altro motto, non un altro motto, ma un'altra idea che è molto condivisa. Non vogliamo fare un altro Belice, si diceva in Friuli, in realtà in italiano è il Belice. Cosa vuol dire non vogliamo fare un altro Belice? Nel Belice, nel 1968, nella Valle del Belice c'era stato un terremoto e dopo 8 anni tutti sapevano che i terremotati siciliani erano ancora nelle baracche. L'altro termine baracche e Belice. Ecco, quello era lo spettro. Poi, essendo uno spettro meridionale, era ancora più temibile. Aveva, come si può dire, una certa aura di temibilità ancora maggiore. E quindi si pone, dopo il 15 settembre, il dubbio: partire o restare. Però i friulani sanno benissimo che se l'inverno che viene avanti è un inverno discreto, magari puoi anche stare nelle baracche o nelle tende, ma se vengono 10 giorni con meno 10, cominciano a morire i bambini nelle tende. Siamo al 15 settembre. Al 1° ottobre, caro vice sindaco, tenga presente queste date. Dal 15 settembre al 1° ottobre vengono spostate 32.000 persone. Con i camion degli alpini che fanno la spola verso le località turistiche, poche anche montane, Ravascleto vanno, se non sbaglio, 100 persone, ma soprattutto le località turistiche friulane e venete della costa. Tenga conto che a Zambelletti viene dato un potere praticamente sconosciuto, extra legge assoluto, cioè lui dispone che i sindaci requisiscano le case. Dispone che i sindaci requisiscano. Non è vero che tutti furono entusiasti, ci sono anche i giornali riportarono vari casi di proprietari di case, soprattutto a Jesolo, dove furono requisite quasi tutte, che mandarono i parenti a vivere dentro gli appartamenti estivi, che quella volta, se ti ricordi bene, non avevano riscaldamento. No, ecco. Canna fumaria. Esatto. Pensate che Zambelletti fa un decreto nei centri estivi, un calmiere dei prezzi del pane. Calmiere non si sentiva dalla guerra probabilmente o dalla rivoluzione francese. Come dopo, nella ricostruzione, si fisseranno i massimali
dei prodotti da costruzione. Allora, una società che era straordinariamente coesa, no? Noi abbiamo visto in una situazione di pericolo come il Covid, la società che si slabra da tutte le parti. Lì era una società estremamente coesa. Era una società dove le intermediazioni dei partiti, dei sindacati, della Chiesa, dei giornali erano forti. È una società dove naturalmente c'erano opposizioni, soprattutto politiche, soprattutto dei giovani. Però solo in una società coesa tu puoi mettere il calmiere sui beni di prima necessità, il calmiere sui materiali di costruzione. Ecco, poi c'è l'altra frase, è il Friuli ringrazia e non dimentica, che colpisce un po'. Io avevo 15 anni, perché sono di Giugno, e sono venuto 2 settimane a lavorare in Friuli. Sono arrivato il 16 settembre, il giorno dopo della seconda scossa, e devo dire che tutta Italia ha dato una manifestazione incredibile di solidarietà. E di questo i friulani, piuttosto introversi, anzi io vivo qua ormai da più di 20 anni, di un'introversione che sconfina talvolta nella maleducazione, hanno sempre ricordato. Gli alpini, no? Sempre gli alpini, ogni adunata degli alpini, sempre lo striscione, no? Certo, gli alpini, ma non solo gli alpini. Pensiamo ai vigili del fuoco, per esempio. Pensiamo ai vigili del fuoco, di cui ci dimentichiamo troppo spesso. Altri popoli hanno un culto dei vigili del fuoco, noi ci ricordiamo solo quando ci sono le disgrazie. Ecco, quindi il Friuli ringrazia e non dimentica il fatto che in realtà abbiamo fatto tutto fuorché da soli noi friulani, abbiamo fatto assieme a tutti gli altri, assieme a un paese che evidentemente nei momenti difficili trova degli elementi di solidarietà. No, l'abbiamo visto anche tutto sommato nel Covid, l'avevamo visto in altri elementi. Permettetemi di dire una cosa: i friulani hanno reagito in questa maniera, cioè non si sono abbattuti e sono rimboccati le maniche, al di là della retorica di queste frasi, anche perché avevano attraversato da molti anni la guerra di resistenza, avevano deciso di riscattarsi, con una guerra che fu di popolo, di decine di migliaia di persone che presero le armi, con disgrazie inenarrabili. Avevano visto i carri piombati che andavano verso la Germania, cioè sapevano cos'erano le disgrazie, per non dire che i nonni avevano vissuto la prima guerra mondiale, una disgrazia per certi versi ancora più epocale. Allora solo chi conosce le disgrazie sa che bisogna rialzarsi. Dopo è vero, c'è un po' di retorica nel dire che è stato tutto semplice. Io credo che i 990 morti abbiano procurato una ferite individuali fortissime. Però nelle tendopoli, nelle baraccopoli, nel freddo della Lignano di Natale, in ogni luogo viene costruito un luogo di aggregazione. Viene fatto l'ufficio del comune, viene fatta la tenda della chiesa e viene fatto un luogo di aggregazione dove si porta la signora che è rimasta sola, l'anziana che è rimasta sola, dove si fanno giocare i bambini, dove c'è comunicazione tra le generazioni, quella comunicazione che spesso adesso non c'è più. Due altre frasi: com'era, dov'era e il compromesso sismico. Allora, l'idea com'era, dov'era nasce subito, anche quella nei primi giorni. Naturalmente anche qui c'è Turoldo anche qui. C'è Turoldo anche qui, però il com'era, dov'era, naturalmente il dov'era siamo d'accordo, ma il com'era tu non puoi ricostruire le case che sono cadute con la scossa del 7° grado, devi ricostruire non com'era, dov'era. Questo avrebbe dovuto essere il motto. E infatti viene messo su subito un sistema da parte della regione che sovrintende e regola
le nuove norme per la ricostruzione. Questo è stato un passaggio fondamentale, una commissione tecnica che emette dei documenti tecnici che spiega come rifare le case, e è stato un po' anche la causa di una certa uniformità di ricostruzione che gli architetti contestano un po'. Poi è vero che il Dovera ha funzionato nei centri storici, soprattutto Gemona e Venzone, in maniera diversa, perché Venzone era un centro storico, è stato ricostruito, mentre anche Gemona però in una maniera diversa, e questo però non ha impedito che negli anni 90, negli anni 2000, questi centri si allargassero a macchia d'olio, come peraltro tutti i centri storici del nord-est. Che cos'è il compromesso sismico? Beh, in realtà dopo settembre le forze politiche che stanno in regione si rendono conto che bisogna sospendere ogni tipo di conflittualità, non dico ideologica, dico di partito, e andare assieme sulla strada, perché la ricostruzione deve essere veloce. Tenete presente che sono i mesi in cui a Roma è in elaborazione una formula politica, il compromesso storico, voluta da Aldo Moro e Enrico Berlinguer, più forse da Moro che da Berlinguer, che avrebbe dovuto portare il partito di massa della sinistra al governo del paese. Come ben sappiamo, il primo scalino di questa cosa sarebbe stato l'astensione dei comunisti al governo Andreotti, se non sbaglio Andreotti 4, il 16 marzo 1978, il giorno in cui le Brigate Rosse rapiscono Moro e uccidono 5 dei suoi uomini della sua scorta. Quindi quel compromesso storico che non c'è stato a Roma, ma su cui lavoravano i due segretari dei due maggiori partiti, venne traslato a Trieste e informò tutto il percorso di ricostruzione, che si espresse in quello che è stato chiamato il modello Friuli. Allora, al di là della parola modello, che indica la replicabilità, ma in realtà nessuna esperienza storica è replicabile. L'idea che la storia si ripeta è la cosa più ingenua e facilmente comprensibile come errata. In realtà il modello Friuli è un modello di sussidiarietà, come è stato giustamente detto, dallo Stato alla Regione e dalla Regione, attenzione, ai comuni, con un profilo di responsabilità dei sindaci che oggi è fantascienza. Mi raccontava un mio caro amico che è stato vice sindaco, poi sindaco, aveva 26 anni, a Trasaghis in quei giorni fa: noi abbiamo preso il premio perché siamo stati più veloci a raggiungere i 2 miliardi di lire di finanziamento per la ricostruzione delle case. Ma finanziamento che il sindaco firmava, l'assegno. Era di due tipi la ricostruzione. Quella individuale, fatta dal singolo privato che presentava un progetto e presentava i preventivi della ditta, aveva 2 tranche, adesso vado a memoria, può essere che sbaglio di poco, 40 e 40%. 40% prima di iniziare, 40% in corso di lavori. E te l'approvava una commissione comunale e il sindaco ti firmava all'assegno. Sì. Cioè stiamo parlando, ma che Marte? Cosa c'è di più distante? Uranio? Stiamo parlando di un'altra galassia. Pensate se adesso il sindaco ti fa un assegno da 10 euro, dice no, devo sentire prima il mio avvocato, poi il mio commercialista, l'assicuratore, perché si è fatto l'assicurazione. Quindi siamo in una dimensione, non a caso dopo questo modello è stato preso anche in termini, si può dire, enfatici o retorici, come l'unica esperienza di vera sussidiarietà nell'Italia. In realtà poteva aver luogo solo in quel contesto. Cioè, quale contesto? Una regione autonoma appena nata,
che non soffriva di elefantiasi amministrativa, con evidentemente una classe burocratico-amministrativa di un certo livello, con una classe politica dietro che aveva una determinata sensibilità. Non a caso, come voi ben sapete, i primi due presidenti della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ancora col trattino quella volta, erano due ex partigiani dello Soppo, con una classe politica sul territorio che aveva una relazione diversa con la popolazione. Non voglio cantare le lodi e screditare gli amministratori di oggi, era un'altra realtà, era una realtà in cui c'erano forti contrapposizioni ideologiche, pensiamo tra la DC e il PC, c'erano due visioni del mondo diverse, però su alcune cose evidentemente c'era una medesima sensibilità. Ecco, non mi sono preparato una frase significativa della fine. Diciamo che passati 50 anni è arrivato il momento, adesso ho trovato come concludere, strada facendo. Il docente trova sempre. Ecco, sentirete nei prossimi giorni un profluvio di memorie. 700 iniziative a Gemona. 700 iniziative a Gemona. Sì, ma non è quello che mi spaventa, o sono contento che si parli. Quello che mi spaventa da storico è questa invasione della memoria, cioè filtrare il passato attraverso la memoria. La memoria individuale è un diritto, noi abbiamo il diritto alla memoria, però io credo che per il terremoto del Friuli 76, come si sta facendo per altri terremoti e meno per il nostro terremoto, ci sia bisogno ancora della storia, cioè di una visione distaccata, quanto più possibile ordinata, razionale, che tiene in conto di tutti i fattori che la memoria non può fare. La memoria riguarda me, la mia famiglia. C'è bisogno ancora, secondo me, di lavorare e di ragionare su cosa è stato questo evento fondamentale nella storia della contemporaneità, non solo del Friuli, ma di tutta Italia. Grazie. Vincenzo, una testimonianza, io chiedo a Vincenzo Compagnone una testimonianza sua in prima linea, sotto le tende, anche a Venzone, no? E raccontare quello che succedeva allora. Vincenzo Compagnone, un collega di No, non era proprio per questo. Ma io volevo raccontare un altro episodio che mi è venuto in mente ascoltando te, ascoltando il professore, che forse è stato un momento chiave della ricostruzione, e cioè ai primi di settembre, adesso non ricordo il giorno preciso, ai primi di settembre del 76, non ricordo se fosse il 3 o il 4, venne in visita in Friuli Andreotti, Presidente del Consiglio Andreotti. È stato 2 giorni, il 4 e il 5. Esattamente. E in quell'occasione Andreotti naturalmente fece un giro, andò in particolare a Tarcento, e a Tarcento venne contestato una signora piuttosto anziana, prese uno zoccolo e glielo tirò in faccia e gli ruppe gli occhiali, tra l'altro. Andreotti rimase un po' sbigottito, comunque proseguì così con il suo fare felpato, consueto, come se niente fosse, insomma, no? E nel pomeriggio era in programma alla caserma Goi di Gemona un ricordo di quello che successe appunto il 6 maggio, perché crollò una palazzina, una caserma, una delle tantissime caserme che popolavano il Friuli, era crollata una palazzina ed erano morti 20 soldati. E quindi si colse l'occasione di questa cerimonia commemorativa
di questo evento luttuoso nella caserma Goi di Gemona, per fare una specie di summit anche su quello che stava succedendo con gli enti, con le istituzioni, con i vari rappresentanti, insomma, della regione, sindaci, eccetera. E a questo incontro fu invitato anche ovviamente l'arcivescovo Battisti, che avete giustamente citato, che era un protagonista, insomma, stato. Peraltro davanti alla caserma Goi si radunò un gruppo, una rappresentanza della famosa Popolo delle Tendopoli, che protestavano in maniera molto civile, peraltro. Arriva l'arcivescovo Battisti e vede queste persone che non ho mai sentito, e gli dicono: abbiamo chiesto che se poteva entrare nella nostra delegazione, ma ci hanno risposto di no, che non era possibile. Allora Battisti prende atto, va dentro, parla con qualche militare, insomma, che era addetto e dice: sì, io vengo, partecipo, però vorrei portarmi dentro una piccola delegazione di questa gente che protesta giustamente perché, insomma, non vede delle prospettive per il futuro, per la ricostruzione, per il piano dei prefabbricati, queste cose qui. Gli rispondono che non è possibile, al che Battisti esce e rimane per tutta la cerimonia fuori della caserma Goi insieme con i terremotati. E questo forse è stato un episodio chiave anche in quello che è successo dopo, no? Cioè, del fatto che, come accennerà lei, poi pochi giorni dopo Zamberletti è stato richiamato, nominato commissario alla ricostruzione, no? E quindi paradossalmente le due scosse, no? Quelle dell'11 e del 15 settembre, con l'evacuazione di 32.000 o 40.000, le cifre sono un po' discordanti, no? Nei paesi della costa, paradossalmente questo episodio agevolò un po', insomma, no? Mi ricordo che al giornale all'epoca alcuni di noi chiedemmo, carichiamo, non so, delle redazioni distaccate a Lignano, a Grado, insomma, no? E il direttore invece dice: no, noi continuiamo a raccontare quello che succede nei paesi, anche se si sono ormai quasi spopolati, perché la gente è tutta lì, perché la gente che adesso abita a Lignano, a Grado, eccetera, deve sapere cosa sta succedendo e quindi si oppone, insomma, a questo. Ecco, questo è un piccolo episodio che vi permetto di raccontare. Tutto qui. Grazie moltissime. Aggiungo solo che Battisti ha raccontato che il giorno successivo Andreotti gli scrisse un biglietto, non so come gliel'ha fatto arrivare, in cui si scusava di non averlo ricevuto. In realtà sapevo bene che Andreotti, tipicamente andreottiano, ha preso perché lo videro andar via, però dopo mi scuso. Ecco, questo è insegnamento per i politici. Senti Andrea, prima hai citato le due manifestazioni che sono state fatte a settembre, all'inizio di settembre, no? Di una di queste non c'è mai stata, sui giornali ufficiali, non c'è mai stato un resoconto, come dire, veritiero, perché lo striscione, e lo dirò in friulano, siamo in fascia protetta, quasi, lo striscione che apriva quella manifestazione di coloro che stavano vivendo nelle tende recava questa scritta, il 4-5 di settembre: Nusvei Staconas. Qui sarebbe interessante sapere Vittorino Meloni cosa disse a questo proposito. In effetti no, ma ha tenuto la barra dritta. Poi Vittorino era un grandissimo personaggio, ha tenuto la barra dritta perché
tutto sommato era difficile certo, gestire quella, non ci sono state rivolte o situazioni particolari, no? C'è stato sì quel solito, ecco, a proposito del friulano che è sì chiuso, riservato, addirittura può sembrare scortese, in certi momenti era molto chiuso in quelle situazioni, così come le situazioni di malgoverno sono state individuate proprio, non arrivano ad essere individuate sulle dita di una mano, certo. No? Perché c'è stato veramente un controllo da parte di tutti, è l'assunzione di responsabilità. Allora, se ci sono domande ovviamente siamo qua, siamo in tanti, e gli stimoli della lezione del professor Zannini, l'introduzione di Roberto Collini, presupporrebbero tante domande, tanta curiosità e via dicendo. Io mi sento di chiedere una cosa sola al professor Andrea Zannini, che so che girerà tutto il Friuli e non so in quante iniziative. Ho guardato la classifica di quelli che in questo periodo gireranno per ricordare quello che è stato il terremoto. Io chiederei a Andrea di ricordare una cosa, perché giustamente lui ha ricordato Lignano, ha ricordato Caorle, ha ricordato tutto. Ricordi anche il contributo di Monfalcone. Monfalcone era lontanissima rispetto agli altri centri, rispetto al terremoto. Noi abbiamo sentito Monfalcone la scossa o altro, ma dal 16 di settembre ogni mattina alle 6 4 corriere di operai del cantiere partivano ogni mattina e ogni sera ritornavano alle 8 alle 9 di sera. E purtroppo toccava allora a un giovane amministratore, il più giovane della giunta di Monfalcone, andare a contarli alla mattina e andare a contare al rientro di questi. Ma questo sarebbe stato niente se i conti non battevano mai. Per cui c'era un furgone, ricordo, 8,50, color nocciola, che partiva, dopo aver fatto la conta dell'ultima corriera arrivata, e andava in Val di Resia a recuperare quelli che in qualche tenda adibita a bibita erano ancora là. E questa è un'esperienza personale. E poi ricordiamoci anche il grande contributo dato dalla forza lavoro delle fabbriche, in particolare da quella del cantiere di Monfalcone. Grazie Andrea. Adesso si dice, e non è finita qua, ringraziando veramente il professor Zannini e Roberto Collini, veramente molto molto bravi e non volava una mosca. Allora io chiederei adesso che si avvicini nuovamente l'ingegnerissa Fares di Cerchio Rosso, ma anche Marta Venica dell'azienda Martissima, che ci racconteranno quello che qui fuori, con un po' più di tepore, avremo l'opportunità di assaggiare. Grazie. Bene, grazie a voi, intanto un piacere essere qui, accompagnarvi su tutto il percorso. Cerchio Rosso è una piattaforma che è stata alimentata dalle informazioni date dai produttori del Coglio e di Colli Orientali. La piattaforma non fa altro che tradurre quel linguaggio e filtrarlo in modo che sia facilmente accessibile da tutti. È una piattaforma inclusiva, quindi tutte le informazioni escono, quindi entrano in italiano e escono in italiano, sloveno, tedesco e inglese. Okay? È libera ed aperta a tutti. Una frase che io uso per definire, la uso verbalmente per definire la mia piattaforma, perché non ho così tanto eccesso di autostima per scriverlo, ecco, dico noi facciamo brillare le stelle, no?
Le stelle brillano da sole, non hanno bisogno di nulla, ma molte volte se uno non li va ad indicare passano inosservate, perché loro sono lì a fare quello che fanno bene, no? E oggi ho il piacere veramente di presentare una vera stella per me, ok? Ho un debole per lei, per il suo lavoro, per quello che fa. La presento così. Allora, l'ho chiamata oggi, stava trapiantando un gelsomino, appassionato del Sud America, e il vigneto viene lavorato a cavallo. Vi presento Marta, che ci racconta un po' di sé, e poi andremo a assaggiare il vino che ci ha portato. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Sono anche un po' imbarazzata dalla presentazione che mi ha fatto Fares. In poche parole, io ho iniziato il mio progetto nel 2019, quindi sto coltivando in Collio quasi 5 ettari di varietà autoctone, quindi mi occupo di ribolla gialla, friulano e malvasia istriana, e c'è un po' di rosso, quindi anche del merlot. Sono tutte zone collinari, quindi sono 3 vigneti da cui escono 3 cogli bianco e una ribolla gialla che avremo occasione oggi di assaggiare insieme. Ovviamente io sono molto legata, ecco, a tutta quella che è l'agricoltura biologica, è un progetto che vuole focalizzare molto l'attenzione sulla natura, per questo l'appezzamento, la piccola parcella di ribolla gialla, per la conformazione fisica che ha il vigneto, non mi consente di fare delle lavorazioni meccanizzate con il trattore, e quindi ho trovato un'alternativa valida che è quella del cavallo. Ma questa è una cosa anche per unire le mie 2 passioni, quella per il suolo e quella per il mondo equestre. Poi mi direte voi che cosa ne pensate di questo prodotto. Oggi ho portato, come dicevo, ribolla gialla in purezza. Grazie per l'attenzione. No, penso che non mi parlerà per un po' della presentazione che vi ho fatto, però le merita tutte le belle parole, perché è giovane, ambiziosa, è fortissima e lavora con massimo rispetto per il mondo in cui viviamo. Sono un papà di una bambina piccina e dico, l'agricoltura deve prendersi cura dei terreni, ecco. Quindi, viva, viva, viva. Grazie.